Dottoressa Lorena Gottardello, dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione ULSS 16 di Padova. Purtroppo 3 morti sospette e il vaccino anti-influenzale Fluad viene bloccato dall'AIFA. Abbiamo qualche problematica per quanto riguarda la Regione Veneto? No. Nella regione Veneto questo vaccino non è mai arrivato, questo lotto di vaccino non è mai arrivato. Il Fluad c'è in alcuni distretti, in alcune ULSS del Veneto, ma non è assolutamente dei lotti che sono stati sospesi e quindi tranquillamente può essere somministrato. Che tipi di rischi possono portare, insomma, questi vaccini? Beh, intanto bisogna dire che il ritiro è stato fatto a scopo precauzionale, come sempre avviene in questi casi, anche negli altri casi degli anni passati. Che ci sia una correlazione diretta tra quello che è avvenuto e il vaccino è tutto da dimostrare, tanto è vero che in questo momento, in questi giorni, ci sono delle persone, degli specialisti che stanno proprio provvedendo a questa situazione qua, però è ancora tutto da dimostrare. Qual è il rischio? Il rischio che si ha tutti gli anni col vaccino antinfluenzale, né più né meno rispetto agli altri anni, e quindi le solite cose, il dolore nella sede di iniezione, ci può essere un po' di malessere, insomma le solite cose che tutti gli anni vediamo. Quindi diciamo, dottoressa, semplici effetti collaterali, nulla di grave. In più, come sottolineava, la Regione si è subito attivata per certificare e per tranquillizzare. Sì, quei lotti sono stati distribuiti solo nelle regioni del sud Italia e non nel Veneto, tanto è vero che subito ieri sera è stata fatta una ricognizione dei lotti nei nostri frigoriferi di tutta la regione ovviamente, ed è stato già subito ieri sera controllato che nel Veneto non c'erano quei lotti sospetti che poi sono stati sospesi dall'AIFA, dall'Agenzia Italiana del Farmaco.